Relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity.
Sono Andrea Barutta, capitano della Chioane Padova, 2 volte campioni del Veneto in Coppa Veneto Under 14. Che emozioni alla fine di questa straordinaria partita? Beh, sono emozioni che tutti i giorni non puoi trovare. Siamo tutti felicissimi per questa vittoria che non ci aspettavamo del tutto. La chiave della partita, penso, la vostra battuta. Sì, abbiamo iniziato a battere bene sin dal primo set e siamo subito partiti avanti. Poi il secondo set abbiamo un po' calato di battuta e ci hanno preso, però siamo tirati sulle maniche e abbiamo preso il set. E invece con coach Alice Biasini a commentare anche con lei questa straordinaria vittoria che anche per te è la seconda consecutiva. Sì, non so cosa dire, nel senso che non sapevo cosa aspettarmi anche con questa nuova formula, non sapevamo cosa ci fosse in giro e nel Veneto e siamo arrivati qua pieni di punti di domande, io per prima, e ieri sera a tavola ho detto quest'anno abbiamo una squadra scarsissima in battuta e invece siamo riusciti a vincere in battuta, quindi sono contentissima di loro perché abbiamo lavorato tantissimo e ce l'abbiamo fatta, insomma. Con mister Leonardo Renosto a commentare purtroppo una sconfitta in finale di Coppa Veneto del 14 contro una straordinaria Pallavolo Padova. Puoi raccontarci un po' com'è andata? Non c'è molto da raccontare, stati due turni di rotazione sia nel primo set che nel secondo con dei break importantissimi, molto marcati e lì è terminata la partita. Nel secondo set abbiamo avuto reazione più di orgoglio che di organizzazione, qualcosa, almeno è stato un set un po' più giocato, un torneo positivo, una finale da dimenticare.